I risparmiatori in causa con Popolare di Vicenza e Veneto Banca potrebbero farla anche a Banca Intesa, l'istituto di credito che ha rilevato a un prezzo simbolico le due banche venete. Le associazioni sono pronte al contrattacco. A Banca Intesa noi diamo un messaggio: non ci fermeremo mai fintanto che i risparmiatori non avranno avuto fino all'ultimo centesimo dei loro risparmi. Con la banca torinese le associazioni sono pronte ad aprire anche il fronte delle spese bancarie che i correntisti passati da Popolare Vicenza e Veneto Banca a Intesa oggi si vedono addebitate. Le associazioni hanno chiesto un incontro urgente al gruppo bancario, finora inascoltate. Se poi Banca Intesa non ritiene di farlo a stretto giro, noi siamo già pronti a fare delle iniziative per tutelare queste persone che purtroppo non è giusto che paghino queste cifre. Ci sono situazioni davvero difficili e disperate, ricorda Miatello, sulle quali infierire addebitando spese bancarie non è giusto. L'appello. Voi avete messo i 100 milioni, quei 100 milioni dovete spenderli, dobbiamo fare un incontro. Vi faccio un appello, vi facciamo un appello col cuore, perché voi siete nel territorio, noi siamo nel territorio, se vogliamo avere un futuro dobbiamo metterci d'accordo.